Lunedì 16 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Cominciamo con le notizie e vi anticipiamo che cosa ci sarà nel nostro programma. Ospite il sindaco di Militello, Giovanni Burtone. La sua città è stata designata Borgo dei Borghi 2025, gli faremo i complimenti. Poi ci sarà con noi Francesco Cusa, che è un musicista, ma adesso ha scritto un romanzo importante. E poi parleremo di tiro con l'arco storico, e faremo quindi un salto anche negli accampamenti medievali, dal futuro al passato. Cominciamo con le cose di oggi, come vi dicevo. Conte alla marcia dei 5 Stelle a Palermo, Sanità dice una vacca da mungere, la Sicilia è stufa delle liste d'attesa. L'ASP di Trapani ha revocato con effetto immediato l'incarico di presidente dell'organismo indipendente di valutazione al commercialista palermitano Antonio Maria Sciacchitano perché venuti meno, così si legge nella delibera, i requisiti specifici di integrità come previsto dal bando del 2022 che gli aveva conferito l'incarico. Tutto questo a seguito della notifica del provvedimento della misura cautelare interdittiva emessa il 10 giugno dal GIP del Tribunale di Palermo. La decisione dell'ASP segue quella della Regione di poche ore prima, con la quale il presidente Schifani si era detto fiducioso del lavoro della magistratura, confermando la totale disponibilità delle istituzioni a collaborare per accertare eventuali responsabilità personali. L'indagine riguarda 5 gare che secondo gli inquirenti sarebbero state pilotate in altrettante aziende sanitarie. L'ennesimo squarcio nella sanità isolana, 2 facce di una stessa medaglia. Da un lato le liste d'attesa anche di anni per una visita medica, dall'altro il giro d'affari attorno al sistema sanitario. Secondo chi indaga dalle intercettazioni telefoniche, col termine mozzarella in un'occasione si sarebbero intese le mazzette. Il super esperto che valutava le performance della regione siciliana ha ora gli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti sarebbe stato al vertice di un sistema che avrebbe gestito in modo clientelare gli appalti della sanità pubblica. Assieme a lui altre 10 persone sono finite nell'inchiesta. Vabbè, abbiamo visto il servizio sulle indagini sugli appalti nella sanità. Luca, a te per aggiornarci sui quotidiani su questi argomenti. Lo raccontiamo noi, Conte, allora, perché questo è un capitolo della marcia di ieri del Movimento 5 Stelle, ma soprattutto dei partiti di opposizione al governo Schifani che si ribellano e protestano contro una sanità che in realtà fa acqua da tutte le parti. Questa era l'ultima inchiesta, ma poi sappiamo tutto quello che è successo. Sanità, una vacca da mungere, titola la Sicilia. La Sicilia stufa delle liste d'attesa, Conte alla marcia del Movimento 5 Stelle, dice solo annunci, invece dicono da Forza Italia, quindi la difesa d'ufficio di Schifani, dicono nella sanità Schifani ha sbloccato 1,5 miliardi di euro. Allora andiamo a vedere cosa succede, perché ieri ci si aspettava una folla delle grandi occasioni, se non altro per la presenza del presidente Conte, invece l'attacco del pezzo è proprio questo: non c'è una folla oceanica, complice l'AFA e le tentazioni balneari dell'ultima domenica prima dell'inizio ufficiale dell'estate. Però Conte si sbraccia, si mette in testa al corteo, bisogna mandare a casa questa classe politica inefficiente che è ottima quando dimostra di sapere costruire sistemi clientelari, e la sanità pubblica, dice Conte, è diventata una mucca da mungere per il clientelismo politico più becero, interpretando così un movimento, un populismo, no? che in queste settimane appunto viene corroborato anche da tutte queste inchieste che spuntano ogni giorno e che noi raccontiamo attraverso i telegiornali. Prego, te Michele. Restiamo in argomento, non c'è nessuna certezza per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, con l'ultima proroga che scade fra poco, il 31 di luglio. Sono molto preoccupati i genitori dei piccoli pazienti, naturalmente fanno sentire la loro voce e hanno trascorso la notte in tenda. Oggi 15 giugno 2025
noi mamme del comitato genitori siamo qui perché siamo stanche di essere prese in giro e siamo stanche di sentirci prese in giro noi e i nostri figli. Un silenzio che sta spezzando il cuore dei piccoli pazienti, dei familiari, degli operatori sanitari del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Lo striscione appeso fuori dall'ospedale San Vincenzo Emblematica racconta lo stato di incertezza che ancora si registra a pochi giorni dal termine dell'ultima proroga che scadrà il prossimo 31 luglio. Una protesta, quella del comitato genitori dei piccoli pazienti, che sta montando sempre di più. Adesso alcuni genitori hanno deciso letteralmente di piantare le tende e presidiare l'ingresso dell'ospedale finché non avranno delle risposte chiare. L'unica certezza che abbiamo è che il 31 luglio chiuderà questo reparto e dopo cosa faremo? Noi non ci stiamo, noi non vogliamo finte promesse, infatti basta con le finte promesse, con le passerelle, basta con le prese in giro. Noi non ci muoveremo da qui finché praticamente non avremo delle certezze e non più promesse e parole. Resteremo qui giorno e notte. Una protesta che i genitori hanno portato anche a Palermo durante la manifestazione sulla sanità. Qui ad oggi, io sono di Palermo, ma qui ad oggi non c'è nessuno che garantisca 24 ore su 24 l'emergenza in caso di attacco di cuore, per quanto riguarda la questione pediatrica chiaramente. A te Luca. Sì, lo ritroviamo ovviamente anche sui giornali questa notizia, questa protesta dei genitori che piantano le tende, appunto, e chiedono alla sanità regionale risposte subito. Il tema, come raccontato, è la chiusura, diciamo, almeno calendarizzata, diciamo, dopo l'ultima proroga per il 31 luglio dell'ospedale della chirurgia pediatrica all'interno dell'ospedale San Vincenzo in convenzione con il Bambin Gesù di Roma. Schifani però, leggiamo tra le righe, perché intanto il centro prosegue l'attività, la spada di Damocle è la possibile smobilitazione, ma Schifani, insomma, si è detto al lavoro per trovare una soluzione efficace. Il non detto, diciamo, dall'articolo è che sono state individuate ovviamente le due destinazioni. Una potrebbe essere il Papardo di Messina, l'altra potrebbe essere l'ospedale policlinico, il centro policlinico di Catania. Quindi i genitori però, insomma, non sanno niente, protestano e continuano a chiedere certezze per i loro bambini ricoverati. Siamo alla cronaca. Tentato omicidio a Altavilla Milis, è stato identificato e denunciato l'uomo che ha sparato. Vediamo. È stato identificato e denunciato per tentato omicidio l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri, al culmine di una lite, ha estratto una pistola e sparato a Rosario Urso, 43 anni. Urso, soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Termini Imerese, ha riportato ferite serie ai piedi e alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Il tutto è avvenuto in contrada Sperone del paese Marinaro della provincia di Palermo, Altavilla Milice appunto, coinvolti due fratelli, entrambi identificati. Il denunciato per tentato omicidio è proprio uno dei due. Da comprendere se Urso, il ferito, fosse il terzo contendente della rissa o una vittima accidentale del ferimento. Sono in corso indagini per risalire ai motivi della lite e alle fasi che hanno portato al ferimento di Urso. Oltre ai due fratelli, identificati e ascoltati a lungo nella notte, sono stati sentiti anche alcuni testimoni, per lo più passanti, ma le loro dichiarazioni fino ad ora non sono state utili alle indagini. Cala Mosca è valutata fra le 40 spiagge più belle d'Europa. Si trova nella riserva di Mendicari, in provincia di Siracusa, e raccoglie consensi internazionali. Il quotidiano britannico Telegraph parla della sua sabbia dorata e del suo mare cristallino. Diamoli un'occhiata anche noi. Tra le 40 spiagge più belle d'Europa, secondo The Telegraph, 5 sono in Italia, una in Sicilia e Cala Mosca tra Noto e Pachino nel Siracusano. Per arrivare al mare dobbiamo fare un po' di strada a piedi, ma ne vale la pena. Siamo nella riserva di Vendicari. Per noi può essere solo un vanto, perché avere riconosciuto l'importanza di questi luoghi a livello europeo senz'altro fa piacere. La sabbia dorata e l'acqua cristallina hanno affascinato anche il quotidiano britannico. Meraviglie che però vanno tutelate.
Qui, come in ogni altra spiaggia della riserva, ci sono delle regole, restrizioni da rispettare. Non si può giocare al pallone, non si possono portare radio, perché tutte queste attività umane contrastano con quello che è la conservazione di questi luoghi. Anche l'accesso è limitato. Chi viene qui non troverà mai una distesa di ombrelloni. E proprio nella spiaggia di Cala Mosche, che è la più piccola della riserva, è stato stabilito un numero massimo di 550 presenze. Questo per evitare che il carico umano sia eccessivo per questi luoghi. E poi c'è una tranquillità ormai quasi introvabile. Si sentono solo il mare e gli uccelli. Un paradiso terrestre da salvaguardare. Cala Mosche nella riserva di Vendicari. Adesso facciamo i complimenti alla Domusbet Catania, che ha battuto per 6-1 gli israeliani del Falfala e ha conquistato la cosiddetta Champions del calcio sulla sabbia. E quindi è stata scritta un'altra bella pagina dello sport catanese. A te Luca, adesso per la rassegna stampa siciliana. Grazie Michele, gli israeliani probabilmente erano un po' distratti. Allora andiamo a vedere, perché oggi insomma il racconto è tutto lì dei giornali, però noi partiamo insomma dal racconto delle cronache regionali e partiamo dalla prima pagina della Sicilia, vedi, terrore allo specchio, proprio quello che ti dicevo, tutto il racconto anche delle cronache regionali ovviamente su questo conflitto tra Israele e l'Iran. Terrore allo specchio. L'Iran colpisce duro a Tel Aviv, i Pasdaran nel mirino di Israele, Trump tra dialogo e minacce. Questo è il titolo principale del giornale, posizionato in taglio alto sotto la testata, e poi come abbiamo visto anche qui la notizia di sport con la fotonotizia, la Champions siciliana, storico trionfo della Domusbet.tv Catania di beach soccer, gli etnei sul tetto d'Europa. C'è un approfondimento che insomma merita di essere letto, adesso lo vedremo anche in pagina. Ci sono, secondo Union Camere, 28, quasi 29 miliardi da utilizzare per i trasporti in Sicilia. 8 sarebbero le opere prioritarie e poi ci sono anche dei progetti a rischio. Questo è il libro bianco appunto di Union Camere, le criticità su tempi e coperture, tutte raccontate ovviamente in pagina all'interno del giornale. Poi abbiamo visto le notizie che riguardano la politica e la sanità. Conta la marcia dei 5 Stelle, mazzette e clientele, alta alle liste d'attesa, mentre la risposta, come abbiamo visto, di Forza Italia, i soliti annunci da parte dell'opposizione. E poi la protesta dei genitori in tenda per salvare la cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Tante notizie di sport anche in prima pagina. C'è una notizia diciamo di una promozione eccellente, che è quella del Gela, promosso in Serie D, 3 gol pensa negli ultimi minuti della partita, quasi nel recupero, quindi insomma una partita al cardiopalmo. E poi arriva l'ufficialità del nuovo CT della nazionale, sarà Rino Gattuso, quindi insomma fumata bianca in questo caso per il nuovo allenatore degli azzurri. Questa è la Sicilia nella prima pagina. Andiamo a vedere l'articolo di cui ti parlavo, l'approfondimento, il libro bianco, trasporti in Sicilia, 8 opere prioritarie, i rischi su tempi e coperture finanziarie. Quali sono le priorità diciamo per i trasporti siciliani? Intanto il nuovo collegamento ferroviario tra Palermo e Catania, copertura finanziaria arrivata al 93%, risorse del PNRR all'87%. E quindi insomma questa diciamo ha un bollino verde. C'è la strada però, un innesto, diciamo questo è sulla strada statale 189 nell'altezza all'Archera Friddi, snellirebbe in parte il traffico di quella zona. Questo è uno dei progetti a rischio, vedi c'è il pallino rosso. Giampilieri Fiumefreddo, qui siamo sulla A18, se ne è parlato da tanto di questo raddoppio ferroviario, la copertura è al 100%, quindi questo andrà sicuramente in porto. Il ponte sullo Stretto con la copertura all'86%, vedi il costo esorbitante, 13 milioni e mezzo di euro, guarda, rispetto a tutti gli altri, come va a 5 cifre rispetto agli altri che ne hanno 4, addirittura la velocizzazione della Catania-Siracusa resta molto basso sempre per quanto riguarda il trasporto dei treni. E poi il completamento del raddoppio
Palermo-Messina, vedi, sono tutte opere strategiche, solo 4 di queste potrebbero davvero vedere la luce. Tra questi c'è la famosa Ragusa-Catania, che sarebbe come dire un'apertura, uno sbocco, una boccata d'ossigeno per tutto quel territorio che in questo momento diciamo, a livello di trasporti è veramente disagiato. Tutte queste priorità, il racconto di come vengono messi i soldi a terra viene raccontato in questo articolo, in questo approfondimento della Sicilia, che è l'approfondimento del giornale di oggi. Andiamo a vedere sempre sulla Sicilia la prima pagina di Catania, e qui c'è un allarme lanciato dal giornale perché ci sono state diverse operazioni, diciamo, delle forze dell'ordine in questo fine settimana. E allora che cosa è stato trovato? Sono stati arrestati 6 pusher, quindi con l'estate, attenzione, torna lo sballo chimico, perché questi sono i sequestri che sono avvenuti in queste ultime ore. Gli investigatori infiltrati in pista, sequestrati cristalli, anfetamine e anche dosi della pericolosa cocaina rosa, della quale abbiamo parlato tante volte, Michele. Poi ieri è stata una giornata di festa, insomma, per Catania, con il Lungomare Fest, la Corsa del Ricordo, diciamo una domenica che diciamo, ha visto il Lungomare protagonista. Ne parlerete tra un po'. Militello in festa per il riconoscimento del Borgo dei Borghi. Avremo il sindaco, sì, il sindaco Burtone sarà il nostro ospite. La premiazione, diciamo, è avvenuta qualche giorno fa. Militello finalmente ha fatto la festa, no? Ha festeggiato insieme ai cittadini di Militello insomma, questo importante riconoscimento. E poi tante notizie, diciamo, dalla provincia, dalla città, dall'Internet, insomma, che trovate tutto all'interno delle pagine della Sicilia nell'edizione di Catania. Parlavamo di spiagge belle, parlavamo di mare, ci sono altre spiagge, ovviamente le spiagge della Sicilia sono tutte bellissime, però ci sono quelle che sono caotiche, e allora qui andiamo nella zona di Taormina, le Toianni, diciamo, eccole qua. Da Mazzeo a Isola Bella, spiagge affollate per una domenica di caldo e mare limpido. Taormina e Giardini Naxos prese d'assalto dai vacanzieri, che lamentano però la mancanza di parcheggi. Quindi insomma, mare bellissimo, però bisogna in qualche modo raggiungerlo, visto che i trasporti dei quali abbiamo parlato con il nostro schemino latitano, allora bisogna andare in macchina. Con la macchina insomma si fa fatica a parcheggiare, e allora la domenica di relax spesso diventa, no Michele, una domenica da incubo, di stress. di stress. Andiamo a vedere gli altri giornali. Il giornale Sicilia nella prima pagina apre con la politica regionale, premi ai burocrati, arriva la stretta, la direttiva del governo regionale per ridurre il numero di beneficiari, ma i sindacati già protestano. In foto c'è l'assessore agli enti locali Andrea Messina. Leggiamo nel sommario di che cosa si tratta, perché detta così sembra una cosa abbastanza complicata. La regione cerca di imporre un giro di vite e di tagliare il numero dei dirigenti che incassano il premio di rendimento, anche perché visti i risultati, no? Aggiungiamo, no? Spesso diciamo, questo premio, diciamo, risulta immotivato. Così si può tradurre una formula che, per quanto scritta in burocratese, inserita nelle direttive che il governo ha inviato all'Aran per il rinnovo del contratto, è subito saltata agli occhi dei sindacati, che promettono battaglia, ed è su questo, più che sugli aumenti di stipendio, che si giocherà la trattativa. Quindi insomma, vale questo stipendio, e i sindacati insomma sul piede di guerra. Ancora l'inchiesta sulla sanità, altre, diciamo, novità che arrivano dalle carte di queste inchieste, i trucchi per vincere gli appalti, così il gruppo di Sciacchitano otteneva notizie riservate, insomma, e quindi qui insomma, si racconta tutto. Poi ovviamente il trasporti, dei quali abbiamo parlato ieri, altra domenica di passione sulla A19, il rientro è sempre una trappola per i lavori in corso. Poi in foto il nuovo tecnico della nazionale, Rino Gattuso, e poi tutte le notizie che riguardano ovviamente anche la cronaca internazionale. C'è una notizia di calcio da Palermo, è stato esonerato Dionisi, inizia l'era Inzaghi, che arriverà tra poco in città. E poi andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, guerra Israele-Iran, l'apertura ovviamente sulla politica e sulla cronaca internazionale, centinaia di morti, pioggia di missili ovviamente da Israele a Teheran e dall'Iran su Israele. È stata colpita
Haifa, Tel Aviv, insomma c'è veramente in corso in questo momento un conflitto pesantissimo che racconteremo ovviamente anche con i giornali subito dopo nella rassegna stampa, diciamo, dei quotidiani nazionali. Poi ancora il corteo per il disarmo, tensione fra i 5 Stelle e il PD. Questo è un corteo che ci sarà sabato prossimo, quindi diciamo la presenza di Conte è servita in qualche modo anche per capire, no, per testare il polso al Movimento 5 Stelle anche su questi temi. Sul disarmo vedremo cosa succederà. In questo momento i due partiti diciamo di area di campo largo sono divisi. E poi un appalto da 25 milioni per rifare l'intera tangenziale, sempre le strade al centro del racconto. Qui siamo sull'autostrada che collega Messina a Palermo. Vediamo dentro la Gazzetta del Sud. Che cosa ci dicono? Intanto questa notizia, diciamo, a proposito di turismo, abbiamo parlato di spiagge, abbiamo parlato di luoghi di villeggiatura. La pozza dei fanghi che abbiamo raccontato a Vulcano era stata dissequestrata dopo 5 anni, chiusa perché qualche turista si è sentito male, adesso si decide sul dissequestro. La posizione dei sigilli da parte dei carabinieri su delega del procuratore di Barcellona Verzera era scattata dopo che l'8 giugno un turista lombardo affetto da diabete aveva riportato ustioni alle gambe. Quindi questo è però un elemento di richiamo turistico proprio per l'isola di Vulcano. Ti faccio vedere, prima di chiudere, l'ultima notizia che riguarda le mazzette nella sanità. Agli amici venivano svelate le offerte della concorrenza, questo dalle carte della recente inchiesta di Palermo, e quindi emergono i trucchi per catturare gli appalti in sanità, a proposito di quello che abbiamo raccontato. A te, Michele. Grazie. Adesso vediamo qual è la situazione del traffico. Ci colleghiamo con Barcellona Pozzo di Gotto col commissario Sandro Raccuia. Buongiorno commissario, a lei la parola. Buongiorno direttore, buongiorno a voi in studio e buongiorno a tutti i telespettatori da parte del compartimento Polizia Stradale della Sicilia Orientale. Come di consueto anche oggi vi segnaliamo le problematiche in ambito autostradale sulle principali arterie extraurbane di nostra competenza. Intanto sulla tangenziale di Catania segnaliamo le solite code e traffico intenso in direzione Siracusa, nonché rallentamenti dallo svincolo San Gregorio in direzione verso Catania Centro. Nella A18, direzione Messina-Catania, segnaliamo un incidente autonomo tra San Gregorio ed Acireale in direzione Messina. C'è già del personale della Polizia Stradale già sul posto. Nel tratto autostradale tra Avola e Cassibale persiste il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 75 quintali, quindi c'è la direzione in direzione Siracusa. Da oggi e fino a venerdì 20 giugno 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6, per i veicoli che transitano in direzione Gela si segnala la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Cassibale e quello di Avola. Quindi l'uscita obbligatoria è allo svincolo di Cassibale. Passiamo sulla A19, l'altro tratto autostradale, dove si raccomanda la massima attenzione e di guidare con prudenza a causa della presenza di alcuni cantieri stradali. Sulla strada statale 121 Catania-Paternò si segnalano rallentamenti per traffico intenso tra Piano Tavola e Mister Bianco, direzione Catania. E questo per quanto riguarda le problematiche maggiori. Adesso vogliamo fornire alcuni consigli utili sempre ai nostri telespettatori per mettersi in viaggio in sicurezza. Con l'arrivo dell'estate e l'aumento degli spostamenti lungo la rete autostradale e le strade extraurbane, la Polizia Stradale invita tutti gli automobilisti a viaggiare in sicurezza e con la massima prudenza. Vi facciamo presente per alcune raccomandazioni, specialmente per chi si pone in viaggio. Evitare le partenze nelle ore più critiche o nelle giornate da bollino rosso o nero. Controllare sempre il veicolo prima della partenza con una verifica sui pneumatici, freni, luci, livello dell'olio e del liquido refrigerante. Utilizzare sempre le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori. Assicurarsi che i bambini siano correttamente sistemati con i seggiolini omologati. Adattare la velocità alle condizioni del traffico e del tempo.
Non usate il cellulare alla guida, e questo è fondamentale, e seguite sempre le indicazioni della polizia stradale e rispettate sempre la segnaletica temporanea per cantieri o deviazioni. Direttore e a tutti i telespettatori, vi ringraziamo per l'attenzione. Buon viaggio e guidate con prudenza. Grazie a lei, commissario Racuia, per tutte le informazioni e i suggerimenti molto importanti. Adesso due flash velocissimi. Via Vincenzo Giuffrida a Catania in diretta, quasi diretta, direi che il traffico è scarsissimo, e poi abbiamo l'Etna per i nostri ascoltatori di Buongiorno Sicilia. Non c'è più l'Etna, eccolo qua. Ah, meraviglioso, cielo azzurro e una piccola sbuffatina sulla sinistra. Benissimo, ci fermiamo per pochissimo, poi tornerà Luca Ciliberti per commentare con voi i quotidiani nazionali. Buongiorno Sicilia, state con noi. Buongiorno Sicilia, tra poco sarà nostro ospite il sindaco di Militello, Giovanni Burtone. Militello ha conquistato la palma di uno dei 40 borghi più belli di Europa. Adesso però i quotidiani nazionali commentati da Luca Ciliberti. Grazie Michele. Allora, oggi, come detto, il racconto ovviamente è tutto su questo conflitto in corso tra Israele e Iran. La risposta dell'Iran è pioggia di missili su Israele, su Tel Aviv, su Haifa, continua a bombardare Israele e Teheran. È in corso in questo momento in Canada il G7 politico, che è uno dei quotidiani diciamo più ascoltati, più autorevoli, che racconta la politica internazionale. Ha già chiamato questo G7, Michele, G6 con Trump contro, perché ovviamente Trump ha teso la mano a Putin per dire: guardate, solo Putin può parlare con l'Iran. Allora, tutto questo è raccontato dai giornali, abbiamo fatto una sintesi per capire anche come dire, l'estrema sintesi di alcuni titoli, però andiamo a vedere. Primo quotidiano, Corriere della Sera, eccolo qua, il titolo che racconta quello che ti dicevo. Trump dice Putin può mediare, il giallo del veto su Khamenei, nuovi raid, Netanyahu, i civili uccisi la pagherete, fiamme intorno alla centrale nucleare di Fordov. Questo diciamo è il racconto della guerra. Vedete le foto strazianti già, perché in questi anni siamo probabilmente abituati e siamo quasi assuefatti alle foto dell'orrore, ma la guerra è davvero un orrore e le città sono sventrate. Guardate qua, le vita nelle città tra razzi e bombe, grattacieli e villaggi arabi, chi sono le vittime, tutto raccontato. Terribile, veramente terribile. È davvero terribile. Poi ovviamente tutti i quotidiani nazionali diciamo, mettono nel racconto i fondi, gli articoli, gli editoriali delle loro migliori penne. Qui oggi firma Antonio Polito, però ce ne sono stati in questi giorni davvero di interessanti che fanno davvero riflettere, articoli e riflessioni che fanno davvero pensare. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere, poi vedremo in pagina insomma anche il racconto dettagliato di questa guerra fatta dai quotidiani. Putin mediatore, è tutto qui il racconto, no? Putin mediatore, scontro alla G7. Trump non esclude gli Stati Uniti in guerra, ma chiede alla Russia di trattare la pace. Macron contrario. E qui diciamo, è messo solo come dire, in un rigo diciamo, secondario all'interno dell'articolo, ma è titolo, perché ovviamente in questo momento l'Europa vuole fare l'Europa e vuole in qualche modo mettere parola su questo conflitto. Macron su tutti per dimostrare la propria autorevolezza e l'autorevolezza della Francia. Pioggia di fuoco dall'Iran su Israele, gli ayatollah bucano l'Iron Dome con il supermissile Soleimani, e questo è quello che in questo momento sta facendo paura. Ricordiamo che ovviamente le due potenze hanno il nucleare diciamo riconosciuto, l'altra, Israele, dice di non avere il nucleare, ma le testate ovviamente ce li ha. Il declino dell'ordine mondiale è il commento autorevole di Paolo Gentiloni, che è stato commissario europeo, grande conoscitore della politica internazionale, e quindi insomma è sicuramente anche questo un commento
da leggere. Questo è Repubblica. Andiamo a vedere La Stampa. Gli Stati Uniti pronti a intervenire in Iran, Trump possibile coinvolgimento, ci sarà presto la pace, cioè da un lato dà, dall'altro toglie, perché insomma in qualche modo questa è la posizione di Trump. Giallo sul veto a uccidere Khamenei, perché sembra che diciamo, sia stato detto questo da Trump, dice noi ci siamo, possiamo intervenire, ma non si deve toccare Khamenei perché il regime non si sa, insomma, secondo me anche questo è un po', diciamo, memore di quello che è successo durante la primavera araba, insomma, che poi l'ordine mondiale si trasforma in disordine mondiale e lì non si capisce poi neanche più come agire. E qui le foto ovviamente dello strazio in questo caso. Tutti i morti che non vediamo, è un bell'articolo che troviamo dentro La Stampa con foto e commenti. Se il conflitto diventa terrorismo di Stato, qui c'è Massimo Cacciari che in qualche modo commenta da filosofo anche questo aspetto del racconto. Poi andiamo a vedere un po' di titoli nei quotidiani generalisti. Il Gruppo Quotidiano Nazionale, Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino, La morte dal cielo, e qui la foto della devastazione, la pioggia di fuoco, almeno 400 sono i morti e 650 feriti in Iran, 12 le vittime e quasi 400 feriti nello Stato ebraico. Insomma già un conflitto di proporzioni importanti. Questi sono il Gruppo Quotidiano Nazionale. L'Iran trema, fuga da Teheran, nella capitale non ci sono rifugi per i civili, oltre 400 morti per i bombardamenti israeliani, e non colpite Khamenei, dice Trump, ma Netanyahu nessun veto dagli Stati Uniti, ucciso il capo dei Pasdaran. Ancora andiamo a vedere oggi anche i quotidiani economici, vedi Michele, ovviamente titolano su questa tragedia, la guerra si abbatte sulle città, Trump apre alla mediazione di Putin, perché poi ovviamente se il conflitto dovesse prolungarsi anche qui gli effetti sull'economia mondiale sarebbero devastanti, e quindi il Sole 24 Ore non a caso nell'edizione fredda del lunedì mette in pagina questo titolo. Poi vediamo un po' di quotidiani politici nazionali come raccontano la vicenda, il conflitto in Medio Oriente, il prezzo della libertà. Questo è il Giornale quotidiano di centrodestra, primi morti a Israele, colpite Tel Aviv e Gerusalemme, attacchi a giacimenti e oleodotti, adesso si teme una crisi energetica globale, come dicevamo insomma prima. Sallusti, se il pacere è un guerrafondaio, e qui il riferimento è a Putin ma anche a Trump ovviamente, e qui le foto della devastazione. Avanti popolo è il Tempo, il regime di Khamenei traballa, dopo gli attacchi di Israele alla rivolta silenziosa dell'Iran, Trump apre a Putin mediatore, Netanyahu annuncia l'uccisione del capo degli 007 dei Pasdaran, ecco perché l'era degli Ayatollah può avere le ore contate nel commento. Tommaso Cerni invece, il direttore, se la prende con la nostra parte politica cioè, diciamo, italiana contro la sinistra, ci mancava la sinistra pro Khamenei, insomma anche qui la divisione tra destra e sinistra nel racconto ovviamente dei giornali orientati politicamente. Il Fatto Quotidiano, che è sempre stato pacifista in tutto il processo, diciamo, dalla guerra Ucraina-Russia sino agli ultimi conflitti. Netanyahu vuole trascinare in guerra Trump, che resiste però, e quindi qui diciamo c'è il freno. Bibi vuole le super bombe, l'ok su Khamenei, Donald dice per ora no. In sintesi il racconto secondo me più fedele di quello che sta succedendo lo fa proprio il Fatto Quotidiano in queste poche righe di titolo. È proprio questo: Bibi vuole le super bombe per uccidere Khamenei, ma Donald Trump dice aspetta, ancora no, non è il momento. E poi Libero, Conte e PD preoccupati per Khamenei, anche qui l'assedio del regime, diciamo, visto in salsa politica italiana ovviamente, italiana. Andiamo a vedere l'ultimo titolo, che è quello della Verità, e poi vediamo qualche immagine raccontata appunto dal fronte di guerra. Le banderuole della guerra, i leader che ci toccano col mondo in fiamme, perché quello che dicevamo prima, no? Starmer, Macron, che in questo momento vogliono come dire, affermare la loro supremazia all'interno
dell'Europa. Durissimi attacchi, questo è il racconto della guerra, su Teheran, colpiti i vertici militari e infrastrutture, ancora missili sullo Stato ebraico. Trump, serve un accordo, non esclude il coinvolgimento degli Stati Uniti e Putin può mediare. Intanto Macron e Starmer sono passati in pochi giorni da isolare Netanyahu per la questione di Gaza, dice no, stai facendo un genocidio, adesso a fornire loro le armi per attaccare l'Iran. Questo insomma è il racconto abbastanza spinto della verità. Vediamo invece lo facciamo dal Corriere della Sera, ti faccio vedere un paio di pagine. Intanto questo che ci restituisce ancora una volta la drammaticità della guerra, guarda qua, le vittime, perché poi sono tutti uomini e donne di qualsiasi colore, civili, religione, insomma eccoli qua, i nomi dei civili colpiti, dei grattacieli crollati alle aeree senza rifugio in Galilea. Il presidente Herzog: sono ebrei, musulmani, cristiani, perché così è Israele. 4 donne di una famiglia di un villaggio arabo, 3 fratelli ucraini sotto le macerie di Bat Yam, i più anziani feriti e morti dalle schegge. Qua ci sono alcuni dei volti delle vittime, ma poi vediamo la mappa di questo conflitto, perché anche questo diventa molto interessante. Uno, per capire in che parte del mondo ci troviamo. Eccolo qua. Dicono, nel frattempo, racconta in questo articolo del Corriere della Sera, mentre i missili e droni volavano sull'Iran, 500 navi entravano e uscivano dal Golfo Persico, il ruolo chiave dell'Europa ma anche della Cina, perché qui insomma si vede tutto l'interesse che c'è in questa zona del mondo ormai da decenni, perché è la riserva petrolifera del mondo, in questo caso in mezzo tra Israele, che si trova qui, eccolo qua, e l'Iran colorato già in giallo, quindi questa è diciamo la zona del conflitto. Poi ti faccio vedere anche, prima di chiudere la rassegna stampa, eccolo qua, cosa sta succedendo, cioè, ecco perché la società civile resta cauta, i dissidenti sugli ayatollah, la libertà non con le bombe, quindi si chiede un processo di pace anche dagli oppositori di Netanyahu, iraniani, perché dice sì, esatto, perché dice è come siete uguali, cioè, siete uguali in questo momento, non si uccide la gente comune. Virale il post di una scrittrice: la liberazione non passa dalla guerra, e su questo credo possiamo essere certamente tutti d'accordo. A te Michele. Torniamo a casa nostra e vediamo un po' com'è la situazione del tempo. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì caratterizzato dall'indebolimento dell'alta pressione, infatti al nord il contesto sarà instabile soprattutto sul Triveneto, qualche rovescio anche sull'Appennino e locale sconfinamento al Medio Adriatico. In dettaglio in Sicilia ci attende un avvio di settimana di bel tempo con ampie schiarite, venti deboli con mari ovunque calmi, contesto climatico nel complesso appunto caldo ed estivo con punte fin verso i 35 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di martedì non mancheranno ancora una volta ampi spazi soleggiati, l'alta pressione continuerà ad interessare questa regione con ampie schiarite ovunque, ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi, caldo che tenderà ad intensificarsi con valori che raggiungeranno anche punte di 38 gradi nelle zone interne. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Desiree, ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Torniamo in diretta e facciamo i complimenti al sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone. Complimenti perché Militello ha conquistato la designazione di borgo tra i borghi 2025 tra 20 straordinarie località italiane. Sabato scorso c'è stata la cerimonia, com'è andata, sindaco? È stata una giornata bellissima, emozionante. Noi l'abbiamo definita la giornata dell'orgoglio, perché abbiamo raggiunto questo risultato, per noi devo dire inizialmente inaspettato,
perché c'era una votazione piuttosto complessa, bisognava iscriversi Ecco, qua stiamo vedendo alcuni momenti. Lei nella piattaforma RaiPlay, e poi hanno votato tantissimi cittadini dopo aver visto i filmati. E non era una canzone, era diciamo, dare un consenso ad un borgo, alle caratteristiche di un borgo, quindi c'è stata una forte mobilitazione di gruppi di volontariato, ragazze e ragazzi che hanno diffuso con i social questo messaggio. La gente ha visto il filmato, Militello è piaciuta perché ha caratteristiche storiche, architettoniche, ambientali di straordinaria importanza ed è stato votato. Ecco, molti già la conoscono, barocco storico, chiese, patrimonio dell'UNESCO, però noi le chiediamo qual è, diciamo, la ricetta per cui Militello è riuscita a entrare in questo... Tanto per queste caratteristiche è stata conosciuta, grazie ai media, è stata visitata, ai social, e poi devo dire anche per la mobilitazione che si è creata. Noi abbiamo avuto ragazze e ragazzi che hanno fatto una campagna di adesioni notevole. E i nostri concittadini che hanno lasciato le radici a Militello, il cuore a Militello, che da fuori hanno lavorato, io ho ricevuto centinaia di telefonate dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Germania alla Svizzera, dal Venezuela, tanti si sono mobilitati per far votare Militello. Il nostro Pippo Baudo, anche lui, immagino. Pippo ha fatto un video, e poi tanti sostenitori, tante figure che si sono dette disponibili a promuovere il nostro paese, artisti. C'è stata una particolare anche presenza che io voglio sottolineare. Noi abbiamo dato nei mesi scorsi la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, e poi gliel'ho consegnata in occasione di una sua venuta alla Core di Enna. Lo abbiamo fatto chiamare da un suo amico siciliano che era all'università, e lui è stato disponibile a fare un messaggio per dire: Militello è una città che guarda oltre il proprio confine, io vi invito a votarla. Quindi dico, c'è stata una mobilitazione generale, è stata conosciuta, Militello era conosciuta per queste caratteristiche significative dal punto di vista ambientale e culturale. E la mobilitazione, bisogna dirlo, siamo riusciti a superare tanti borghi che hanno anche belle caratteristiche. E poi noi siamo orgogliosi perché abbiamo rappresentato la Sicilia. E la Sicilia è tutta bella. È vero, non c'è dubbio. La cosa interessante, tra le tante di Militello, che conquista, diciamo, il titolo di Borgo dei Borghi, è che ci sono le bellezze storiche, architettoniche del passato, però avete anche servizi sociali, sanitari, scolastici, cioè c'è un livello naturalmente... Allora, noi siamo un'area interna che subisce la denatalità, le difficoltà demografiche, ma anche i collegamenti che non sono sempre adeguati. Abbiamo attività produttive che nell'ultimo periodo hanno avuto difficoltà, la siccità, e quindi il mondo agricolo. Tanti lavorano anche a Scordia, a Palagonia, a Lentini, e quindi abbiamo avuto diversi problemi. Noi dobbiamo guardare a questo obiettivo dicendo che potrebbe essere di aiuto alla nostra economia, ma dobbiamo difendere anche alcune nostre presenze di natura sociale. L'articolo 34 della Costituzione: noi vogliamo che la nostra scuola continui ad essere adeguata, perché è il vero ascensore sociale delle nostre comunità. E poi abbiamo un ospedale. Insistiamo da tempo per un potenziamento che man mano abbiamo avuto, ora lo dobbiamo mantenere. Come in giro c'è sempre questo modo di dire bisogna concentrare nelle grandi città, è vero, nelle grandi città si fa anche una sanità d'avanguardia, non solo con i d'ombra che a volte vengono fuori, però la sanità si deve fare anche nel territorio, dove ci sono ospedali che hanno alcune caratteristiche, a partire dal pronto soccorso, la medicina, la chirurgia, la SUAP, la rianimazione. Quegli ospedali sono fondamentali e noi lo abbiamo detto, lo ripetiamo. Quindi per voi non è un punto di arrivo, ma è un punto di ripartenza su tutto, la resilienza, tornare a dare alcuni obiettivi. Le attività produttive sono importanti. Io le dico questo: noi siamo stati invasi
positivamente da tanti nuovi ospiti. Ma c'è un segnale che minimo, io non lo voglio enfatizzare, però lo voglio sottolineare. Noi negli anni scorsi abbiamo piuttosto assistito alla chiusura di 2 esercizi commerciali, un bar e una gastronomia. Dopodiché, che cosa è accaduto? In questi giorni sono state riaperte. Ah, che bello! 4 ragazzi sono tornati alla Germania, 2 hanno riaperto il bar e l'altro la gastronomia. È un segnale importante. È un segnale importante. E io ho incontrato questi ragazzi perché io continuo a seguirli e mi dicono: guardi sindaco, sta andando bene, speriamo di continuare. Ecco, lungo questo solco c'è da dare più residenzialità, c'è di continuare nella cultura dell'accoglienza. Perché questo è fondamentale, e noi siciliani, se vogliamo, la sappiamo fare. Esatto. Perché a volte si accentuano i dati negativi, ma ci sono anche dati positivi. Ho visto uno straordinario impegno del volontariato, da chi si muove nella promozione turistica, la Prologo. Noi abbiamo un gruppo di protezione civile grandissimo, importantissimo, quindi questi gruppi dobbiamo sostenerli, anche perché poi dobbiamo strutturare questa offerta turistica. La dobbiamo strutturare bene, lungo il percorso della legalità, favorendo chi con generosità si vuole muovere, perché può rappresentare un futuro. Una parte significativa, noi abbiamo un artigianato di avanguardia anche tecnologicamente, abbiamo un'agricoltura che guarda a fico d'India, ma i nostri produttori soprattutto orbitano su Scordia, che è un centro straordinario dal punto di vista agricolo, ma anche Palagonia, Lentini. Ecco perché noi abbiamo fatto la battaglia per l'acqua per le nostre campagne, continueremo a farla, perché io non voglio polemizzare, si parla spesso di dissanatori, ma più che parlare bisogna farli. Ora, come c'erano 90 milioni di euro, io spero che ora chiederemo conto se sono stati spesi. Questo è importante che lo dica lei. No, lo dico, io da tempo insisto. Guardi, io per la prima volta ho parlato 2 anni fa della siccità all'Assemblea regionale. Ho detto: guardate che c'è un mutamento climatico straordinario, perché parlavo con i nostri agricoltori, mi dicevano: sindaco Giovanni, guarda che le cose così non vanno, le nostre campagne sono in difficoltà. Non è passato così questo difficile momento senza nulla, è perché il 25% in meno della produzione, e le nostre produzioni sono produzioni di qualità, quindi se le dimensioni anche del frutto diminuiscono, diventa meno appetibile nel mercato, viene favorito un altro prodotto, perché il consumatore ha un'offerta complessa. Quindi su questi temi dobbiamo continuare ad essere presenti. Sulla questione dell'acqua degli obiettivi sono già conseguiti. Ma noi abbiamo più volte insistito sul lago di Lentini, sulla necessità che ci siano delle pompe di sollevamento, erano state fatte, ora però ci sono dei problemi, così come ci sono gli operai dei consorzi di bonifica, si attivi, li facciano attivare, quelli sono pronti a lavorare, perché c'è tutta la canalizzazione che va ripresa. Devo dire che l'assessore Barbagallo l'altro giorno è stato rassicurante. Lo capiamo, l'impegno c'è, ma noi vogliamo e dobbiamo dare segnali concreti. L'agricoltore non aspetta, quando comincia a vedere la pianta in sofferenza, vuole l'acqua, perché è fondamentale, perché altrimenti la produzione torna indietro. Beh, è molto bello sentire un sindaco come lei, mi permetta di dirlo, perché non è soltanto, come dire, la soddisfazione e la gioia di un riconoscimento come quello di Borgo dei Borghi, ma perché già è proiettato sugli obiettivi essenziali, fondamentali, perché le cose vadano avanti. Anche perché noi abbiamo questo patrimonio inestimabile dal punto di vista culturale, l'UNESCO, abbiamo una bellissima perla naturalistica, le cascate di Oxena, che ora vengono conosciute da tanto pubblico, soprattutto dalle ragazze e dai ragazzi, e noi abbiamo voluto dedicare questo premio a questi nostri concittadini che vivono fuori, perché hanno mantenuto il cuore e le radici a Militello, le radici nel borgo, e l'abbiamo voluto dedicare alle bambine e ai bambini, perché così come noi abbiamo ricevuto questo patrimonio, lo dobbiamo tutelare, conservare e dare a loro. Se mi si permette, quel giorno, sabato, quando abbiamo fatto il scorso, appena 2 giorni fa. 2 giorni fa, io l'ho dedicato non solo alle bambine e bambini di Militello, ma a tutte le bambine e bambini.
perché quando andavamo a scuola noi, le insegnanti ci dicevano dovete guardare oltre i vostri confini, voi non avete un confine, il vostro confine deve essere il mondo, ecco perché in un momento di gioia abbiamo voluto ricordare anche chi soffre, queste bambine e bambini che vengono uccisi. Sì. Sangue innocente che viene versato, e quindi da Militello è partito in occasione di una festa anche un messaggio significativo, il messaggio della pace, fondamentale per le nostre comunità. Questo intervento del sindaco Burtone, complimenti ancora. Grazie. Grazie anche per queste parole importanti che riguardano un po' tutti e che ci fanno soffrire un po' tutti in questo periodo. Adesso ci fermiamo provvisoriamente e poi parleremo di un futuro appunto assolutamente non positivo, come viene descritto in un romanzo che è stato scritto da Francesco Cusa. State con noi, buongiorno Sicilia. Ancora complimenti. Grazie. Buongiorno Sicilia, diamo il benvenuto in collegamento a Francesco Cusa, musicista e scrittore. Buongiorno, benvenuto, autore di 2056, è pubblicato da Ensemble, romanzo, come si dice, di fantascienza distopica. In parole povere potremmo dire, Cusa, c'era una volta 1984 di Orwell col Grande Fratello, non quello televisivo, il Grande Fratello di Orwell, e adesso c'è 2056 con il Big Network, è così? Ma sì, diciamo 2056 è una data, come dire, simbolica, un po' come è stata 1984, che giustamente hai citato, in cui si immagina, insomma, ho immaginato un futuro, usiamo sta parola distopica, che ormai è di moda, diciamo, in cui accade una cosa, che sostanzialmente in tutto il mondo si passa attraverso un processo di totale immersione, si fa un salto in quello che ho definito il Big Network. Sostanzialmente i corpi vengono smaterializzati e tutta l'umanità salta, diciamo, all'interno di un mondo virtuale. E questa è la storia però di Samuel, un irriducibile che per una, possiamo dire, passione amorosa non corrisposta, si fionda a casa della sua amata, che è già immersa all'interno delle macchine che faranno fare il salto a tutta l'umanità, e poi quando si trova a ritornare a casa rimane fuori da questo big network, questo big jump, e viene tagliato fuori e rimane solo al mondo, o apparentemente Samuel lo fa per amore, per passione, per desiderio, Sì. cioè non vuole rinunciare al corpo e così facendo va in controtendenza a questa invece generale processo per cui leggo le città si spopolano, le periferie si riempiono di veicoli abbandonati, i droni di sorveglianza pattugliano strade deserte, ma questo è veramente un futuro orwelliano, ma ormai Cusa, come potremmo dire, di Cusa, insomma. E allora, magari. Però Samuel quindi in qualche modo reagisce. Che succede poi, senza dare il finale di tutto, perché no, togliamo, come dire, la sorpresa. Sì, perché di fatto poi comunque è qualcosa che assomiglia un po' a una serie TV, come tipo di pathos, di tendenza verso alla fine il lettore è spinto a vedere che succede. Ma in realtà Samuel comincia a esplorare questo mondo che in realtà appare disabitato, e quindi pian piano la natura, la fauna, la flora si impadroniscono, si impossessano di tutte le città. Ma la cosa interessante è che lui è libero di esplorare e dispone di tutto ciò che rimane in un contesto che è assolutamente ancora vivo tra virgolette, perché è popolato da appunto immagini virtuali di commesse o cuochi che continuano ad accogliere i clienti che non ci sono più, e quindi Samuel gira e in realtà poi lui cercherà di trovare di trovare dei sopravvissuti, se ci sono degli altri irriducibili come lui e che sono riusciti a
a evitare questo salto. E diciamo il proseguo del romanzo è molto centrato su questa esplorazione. Non si sa bene, non vorrei dire, se poi Samuel incontrerà effettivamente degli altri, perché rovinerei un po' certo. il focus. Non spoileriamo troppo, come si dice. Non spoileriamo. Volevo dire, questo processo di smaterializzazione delle coscienze che il nostro autore individua come dire, determinante per questo 2056, che forse è influenzato da tutto il grande dibattito che c'è nel mondo, non solo tra gli addetti ai lavori sull'intelligenza artificiale? Assolutamente sì, diciamo che l'hardware corpo, come si può immaginare, si smaterializza nel software e tutto ciò che in questo momento è ancora una protesi esterna, pensiamo ai nostri computer, cellulari, eccetera, in un futuro prossimo molto probabile che verrà integrato all'interno di processi cognitivi che non sono più legati alla percezione sensoriale, o non soltanto. E quindi fondamentalmente 2056, ripeto, è una data simbolica. Questa accelerazione verso il mondo, chiamiamolo virtuale per convenzione, è esponenziale, quindi magari un anno nostro futuro equivale a tanti anni del passato. Certo. Essendo esponenziale è molto probabile che si andrà verso una forma di interconnessione. Entrambe le cose. Cosa pensa a questo proposito dei giovani, i nostri giovani, tantissimi giovani, ma in tutto il mondo, che ormai convivono in entrambe le realtà, la realtà fisica e la realtà virtuale, che è quella loro dei social, di tutto ciò che c'è dentro internet? Ma guarda, penso molto bene in realtà, e vado forse un po' controcorrente, rammento il pirannello dei vecchi e dei giovani. C'è sempre questa tendenza di criticare ciò che è comunque il processo innovativo che è sempre fatto parte della storia del Sapiens. I ragazzi, io ho la fortuna di insegnare in conservatorio e quindi ho anche il rapporto diretto con molti di questi ragazzi, li trovo straordinari nella stragrande maggior parte dei casi. Chiaramente sono avanti per moltissime cose, probabilmente hanno già accesso le nuove generazioni a modularità di linguaggio e di connessione che a noi sembrano ancora, come dire, noi ancora così legati ai nostri stilemi, come possiamo dire. Sì. Probabilmente in un futuro ci fa paura il fatto che non parleremo più, che probabilmente comunicheremo telepaticamente tramite digitando. Già. Parliamo per un attimo di Cusa, Francesco Cusa. Lo conoscono tutti, però lo ricordiamo, non solo insegna al conservatorio, ma ha pubblicato 70 album, è così? Sì, ho fatto moltissimi dischi. Io nasco, diciamo, come musicista di jazz e poi ho fatto tantissimi dischi. È una vita che lavoro nell'ambito della musica e negli ultimi anni mi sono cimentato con quella che è la mia grande passione, oltre al cinema, che è quello della scrittura. E quindi ho pubblicato anche un bel po' di libri, diciamo, a corollario della mia attività. Caspita, però è veramente una carriera importantissima e ricchissima. Speriamo naturalmente che la smaterializzazione delle coscienze non ci porti a altri guai come quelli che stiamo vedendo in questi giorni, purtroppo, in Medio Oriente, in Ucraina e così via, e che invece ci possa essere un futuro non distopico ma un'utopia positiva. Grazie tante a Francesco Cusa per essere stato con noi in collegamento, complimenti per questo 2056, ricordo l'editore Ensemble. Grazie a voi per averci seguito, continuate ancora perché adesso faremo invece un salto nel passato, nel Medioevo, e parleremo di frecce e mestieri medioevali. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno
Sicilia, come vi dicevo, dal futuro distopico, insomma, non troppo ottimistico, al passato più glorioso, con Riccardo Mustile, presidente del gruppo storico catanese Horas et Pugnas, e Massimo Alfonsetti, che è un musicista noto a Catania, in Sicilia e non soltanto, ma è segretario presidente? No, segretario. Segretario. Sempre di questo gruppo storico, Horas et Pugnas. Perché parliamo con loro? Prima di farci spiegare bene cos'è Horas et Pugnas, perché hanno scelto il tiro con l'arco storico come elemento centrale della propria attività. Sì. Prima di tutto, cos'è allora Horas et Pugnas? Lo sanno tutti, però per quelli che ancora non lo sanno, ricordiamolo. Allora, niente, noi abbiamo iniziato, diciamo così, a fare questa attività in una parrocchia, che è giusto anche menzionare, la parrocchia di Santa Lucia in Ognina. E allora, siccome siamo ovviamente di fede cristiana, cattolica, ci è sembrato mantenere anche nel nome che ci siamo dati come associazione questo, diciamo, questa sorta di motto. Prega e combatti, che non è Horas et Pugnas, esatto. Prega e combatti, che non è inteso in termini guerreschi, come si può falsamente intendere, ma come stimolo a quello che può essere la lotta quotidiana, no? Dove la preghiera è al centro dell'attività di un buon cristiano, mentre la lotta e quindi il combattere è quello che poi supporta un po' la preghiera. Si dice aiutati che Dio ti aiuta, per cui per noi è un motto che ci guida nell'attività, che ovviamente dà supporto anche per le attività sociali con la parrocchia. E infatti, Alfonsetti, più che combattimenti fate gare, per fortuna, sì. O no? Io mi occupo più che altro della parte culturale. E artigiana, nella parte sportiva, agonistica, è il presidente e poi gli altri soci. Beh, comunque sono gare, dicevo, non sì. Per fortuna, più che... No, assolutamente. Poi se eventualmente siamo invitati o organizziamo anche noi un'attività di rievocazione storica, perché comunque facciamo parte di quel movimento. Infatti stiamo vedendo qualche immagine, sì, prego, nel filmato che abbiamo mandato si vede anche la premiazione alla finale. Eccoli qua gli archi. Questo è il cortile della chiesa, questo è il nostro simbolo, elefante dipinto d'oro, e questo è il simbolo del Regnum Sicilia, 1282, dei Vespri siciliani, a cui noi ci rifacciamo come colori del periodo aragonese. Affascinante, ma vengono in tanti a partecipare, poi parliamo dell'aspetto musicale, un attimo solo. Mischiamo un po' le cose. Catturato da questo. Sì, noi abbiamo deciso già a fine anno e poi abbiamo fatto una riunione con Sigare il 27 febbraio di formare un'associazione a tutti gli effetti, perché diciamo ci colloca in maniera più seria nel territorio e ci dà la possibilità di relazionarci in modo diciamo più corretto con quello che sono le attività anche pubbliche. E qui questo lato musicale, artistico... Sì. Noi, facendo parte di un'attività che si occupa di rievocazione, è chiaro che dobbiamo curare tutti gli aspetti del modus vivendi del medievale, e quindi ivi compresa la musica, l'artigianato, i mestieri, e quindi noi ci interfacceremo anche a breve con delle bancarelle per simulare il mercato medievale con le varie professioni. Il liutaio, ad esempio, potrei farlo anche io, perché sono diciamo allievo di un maestro di Randazzo. Come dire, dal hard rock al liuto c'è un salto non da poco, no? Sì, però per certi generi musicali è anche l'ovvia, perché c'è molta parte dell'esempio del metal epico. Metal epico? Sì, che si ispira al Medioevo, però in chiave più aggressiva, però anche spesso con leggermente più aggressiva. Sì, anche con strumenti però dell'epoca. Però parliamo di questi mercati e questi ambienti medievali, perché
Voi avete una vocazione anche, come abbiamo sentito poco fa, religiosa, di ispirazione, però in realtà anche come ricerca storica, come documentazione attira e arricchisce molti, no? Sì, devo fare una piccola premessa in merito. Diciamo che mi sono formato da questo punto di vista, da un punto di vista culturale, presso un'associazione che sta a San Gregorio, gli amici della compagnia Ferro e Fuoco, che da più di 25 anni sono sul campo, dove noi facevamo scherma storica. Infatti tra le cose che cerchiamo di portare avanti per la diffusione della cultura storica e della rievocazione c'è anche la scherma di base, soprattutto per ragazzi o giovani, perché comunque è formativa, è una disciplina, anche un'arte marziale, diciamo, oltre che uno sport. Il tiro con l'arco però è la nostra attività preminente, ci sono molti giovani a cui piace, ma molti non sanno, quasi nessuno, cos'è l'arceria storica, perché è diverso dall'arco moderno che invece è più diffuso con le Olimpiadi, eccetera. Prima appunto diceva se c'erano molte persone, diciamo che ci sarebbero molte persone, visto che dalla didattica che facciamo anche con le scuole, abbiamo finito con una scuola media qua a Catania lo scorso mese, abbiamo avuto molti riscontri, solo che capisce bene che dobbiamo anche stare attenti a filtrare le persone, perché ci sarebbe un problema di eccesso di affluenza, per cui cerchiamo solo persone interessate, appassionate, giovani, adulti, maschi, femmine, non ha importanza di genere, che abbracciano questo discorso, in quanto a Catania siamo un po' pionieri come associazione di questo genere. Bellissimo, ma poi costituite degli accampamenti veri e propri, leggo qui. Cioè, con una ricostruzione filologica che immagino coinvolgerà anche le università ormai, perché sì, infatti io sono laureato in pittura e collaboro come cultore con l'antropologo che fa le lezioni accademia del professore Puglisi. E come è fatto un villaggio? Che ci mettete? No, curiosità. Il campo. No, vabbè. In campo c'è una tenda, ovviamente delle sedie in stile medievale, tavoli e poi delle bancarelle per rievocare questi mestieri. Anche armi. Mettiamo armi. Qualcosa l'abbiamo visto mentre sì, c'è da dire anche una cosa: è consentito per legge il trasporto e quindi diciamo il portare fuori da casa questa sorta di armi bianche. Non parliamo di armi da fuoco, perché comunque iniziarono dopo il 300, a condizione che non abbiano le armi bianche, quindi le lame, che non abbiano il filo e la punta. Però bisogna avere un'autorizzazione, o comunque bisogna giustificare tramite un tesserino, un'affiliazione, il trasporto fuori da casa. Poi un accampamento può essere arredato di tante cose, anche la cucina, il fuoco. Ma in teoria almeno voi potete formare anche dei mestieri, perché non soltanto riprodurre il fabbro, il falegname, il pittore di icone. In teoria, dice bene, dottore Cuzza. Diciamo che c'è... E su questo, nella traccia che vi abbiamo mandato come scritto, la rievocazione intende anche rispolverare vecchie usanze e vecchi mestieri che ormai sono praticamente in disuso. L'antico fabbro era per esempio un mestiere fondamentale, oggi è un artigiano in via di estinzione, però una volta si occupava di ferrare i cavalli, battere il ferro, fare le spade, fare, non so, cerniere, anelli, tutto, dal fabbro passava tutto, fabbro e falegname. E queste sono attività che oggi sono nel campo della rievocazione sotto una lente di ingrandimento, più che altro nella tipologia delle lavorazioni. Con i ferri di allora, dove non esisteva l'elettricità, non c'era nulla di elettrico. Fare un discorso di questo implica ovviamente una cultura del lavoro filologico e ricreare con gli attrezzi corretti e idonei la lavorazione. Fortunatamente ce ne incontro l'iconografia, perché sono sopravvissute dei codici miniati e anche delle sculture vere e proprie che riproducono sia strumenti da lavoro che strumenti musicali. Ad esempio Santiago de Compostela in Spagna ripropone diversi strumenti musicali in mano agli apostoli o al re Davide, e questi strumenti sono molto fedeli perché gli stessi scultori erano anche liutai. Ecco perché c'è questa sapienza nella realizzazione. Molti liutai si riferiscono a questi modelli in scala. Gli errori non erano
nell'ordine dei vari centimetri. Quindi sono verosimili. Ma anche questo attira i giovani, no? Immagino. Sì, certo. Molto, perché la musica con, come dire, anche la storia degli strumenti. Sì. Certo. Se mi permette, appunto, ciò che attira la gente è il riscoprire o il vedere rappresentato ciò che sui libri si studia, tra virgolette, purtroppo nelle scuole si studia relativamente, si studia un po' quello che passa come informazione storica. Poi quando vedono un'associazione fare evocazione storica, toccano con mano anche un'arma vera, chiaramente senza filo, senza punta, o un vestito ricostruito. Noi ricostruiamo anche i vestiti in modo che riproduciamo il vestito d'epoca, che non è un costume carnevalesco come qualcuno definisce, è una riproduzione. Questa ricerca effettivamente affascina sia uomini che donne, perché vedere una donna che si veste del 1200 con le velette, con i vestiti lunghi, il cinturino e che tira anche con l'arco non è una cosa che oggi... Assolutamente inconsueta. Interessantissimo, perché un minuto fa parlavamo del futuro dove non ci saremo più, ma saremo tutti nel virtuale. Adesso qui... C'è da dire una cosa, allora perché... Uno potrebbe chiedere, ma perché voi con un mondo proiettato verso il futuro invece guardate... Allora, velocemente potremmo dire questo. Un popolo che dimentica le proprie tradizioni è un popolo, a mio avviso, ma penso avviso anche di molti, è un popolo morto. Un popolo che consideriamo senza anima. Dimenticare le tradizioni perché qualcuno pensa che con la storia non si campa o non si lavora è una blasfemia totale. Un popolo si identifica proprio per le sue tradizioni culturali di qualsiasi genere, anche per le cose negative. La Sicilia è un serbatoio di tradizioni enorme, che molti non conoscono. Storia, cultura. E quindi capire la storia, rievocare il passato, significa anche capire il presente e proiettarsi in un futuro che è un po' particolare. Beh, è un'ispirazione molto molto interessante. Purtroppo il tempo nostro è quello che è, ma avremmo potuto continuare a fare questi paralleli futuro-passato con molto interesse. Ringrazio Riccardo Mustiglia, che è presidente del gruppo storico di Catania, ora Setpugnas, e Massimo Alfonsetti, che è il segretario, oltre a essere un notissimo musicista. Grazie. Il nostro è il momento, buon lavoro, fatevi vivi per le prossime iniziative. Verremo al vostro prossimo campo medioevale, verremo a spiare. Adesso è il momento del nostro almanacco, state con noi, buongiorno Sicilia. Il 16 giugno si festeggia la giornata internazionale delle tartarughe marine. L'obiettivo principale è quello di migliorare la conservazione e la protezione della tartaruga marina caretta caretta, che si trova nella zona del Mediterraneo, attraverso attività di monitoraggio e di messa in sicurezza dei siti. Il progetto intende anche valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla nidificazione della specie. Sapete cosa si intende per stranezza nel mondo della fisica? È un appellativo che viene attribuito ad alcune particelle che hanno una vita media più lunga di quel che si potesse immaginare. Alcune particelle vengono infatti dette instabili perché sono difficili da osservare. Potremmo immaginare che in qualche modo si trasformino prima ancora che possano essere rivelate. La prima particella strana ad essere stata individuata nel 1947 fu la particella Lambda. Dalle particelle alle stelle, con Marco Amato, si intende. Ciao Marco, benvenuto. Buon caffè. Ben trovato Michele, buongiorno, buon inizio settimana. A te la parola.
Allora, oggi vi narro di un qualcosa che ha molto captato la mia attenzione, proprio perché tornano il duo di Barber e Verus, ovvero il Pagante. Il Pagante è un gruppo musicale che nasce proprio da un po' un prendere in giro tutti i behavior tipici dei ragazzi milanesi contemporanei, ovvero quelli che vanno dai PR a comprare biglietti, insomma è un po' un'ironia sociologica su tante sfaccettature della personalità contemporanea. Affrontano con loro un nuovo disco che si chiama FOMO, peraltro un titolo per me molto interessante proprio perché parla di una sindrome contemporanea, ovvero l'ansia di perdere qualunque tipo di evento eccitante, esaltante, glam, e quindi sviluppando un certo livello di tensione. Ecco, ancora una volta con ironia, una maniera di raccontare in chiave contemporanea uno spaccato sociologico che io trovo molto, ma molto interessante. E beh, questa genialità nello zodiaco la riscontriamo sicuramente nel segno zodiacale dell'Acquario, di cui fa parte Verus, ovvero Federico, mentre invece Roberta Barber è cantante appunto ed è una Toro. Toro e Acquario stanno vivendo un momento di assoluta rinascita e la creatività che si scatena per entrambi i segni zodiacali porta il Toro a stare molto meglio con se stesso, all'Acquario ad esprimere quelle parti di sé che negli ultimi anni aveva un pochino sottaciuto. Bene, i risvolti di questo album saranno sicuramente a livello mediatico decisamente molto, ma molto interessanti. Parola di astrologo. Ma cosa succede oggi che è lunedì e quindi come iniziamo la settimana sotto le stelle? Con una bella e originale luna in Acquario, a fine Acquario, proprio che ci racconta per Ariete, per esempio, che il lavoro di squadra e l'equipe oggi saranno fondamentali, soprattutto per realizzare il progetto ambizioso lavorativo che avete in mente. I Toro non amano moltissimo questa luna, proprio perché è una luna un po' troppo originale per i loro gusti paciosi, che tende a stare invece nei recinti. Oggi un po' di fastidio per i Toro. Gemelli, invece ottimo per voi, proprio perché un trigono dalla luna aerea vantaggia sicuramente nel dialogo e nelle relazioni, ma vi richiama anche all'ordine lavorativo, quindi attenzione, c'è qualcosa da aggiustare in quest'ambito. Cancro, tutto il rapporto che si può descrivere astrologicamente tra i rapporti Acquario-Cancro sta sempre nel sogno e nel sonno, nell'immaginazione e nella fantasia. Ebbene, una luna in Acquario per voi, la luna è il vostro pianeta, è una luna innovativa che porta le vostre fantasie a voler diventare volontà. Quindi Cancro, oggi dite quello che vi va. Leone, luna d'opposizione per voi oggi, opposta peraltro a Marte, quindi iniziamo lunedì un po' nervosetti, proprio un lunedì da manuale, un lunedì topico, quindi calmatevi un po', cari Leone. Vergine, una giornata per voi all'insegna del tecnicismo, proprio perché la distanza in gradi con l'Acquario oggi vi permette di ordinare, di mettere in agenda e di fare una scaletta di tutto. La Vergine, lo sappiamo, è programmatica, per cui oggi sarà un po' più ordinata del solito, ma con un pizzico di originalità. Bilancia, un trigono stupendo per voi dalla Luna che vi fa ripartire in questa settimana con una speranza in più, proprio perché avete un bel po' di cose da aggiustare. Questa Luna vi aiuta oggi con un consiglio amicale che vi soccorre. Scorpione, una Luna oggi di quadratura, una Luna quindi che oggi vi farà capire poco, ma non vi interessa molto. Lo Scorpione oggi gioca un po' a essere ironico un po' su tutto quello che non riesce a empatizzare fino in fondo, ma accettandolo come fenomenologia. Sagittario, per voi la luna è amica, proprio perché è una luna comunicativa. Quando i pianeti sono in Acquario, per voi è comunicazione. Vi si scioglie la lingua, come si direbbe da noi in Sicilia, per cui oggi più comunicativi che mai riuscirete ad esprimere affetto, amore e anche tutta una serie di vostre intenzioni. Capricorno, una luna di seconda casa, quindi una luna che in questo lunedì vi permette già di investire, di cambiare, di giustapporre delle cose secondo la vostra ferrea e granitica insindacabile volontà. Quindi vai Capricorno. Acquario, per voi la luna oggi
oggi è una luna fantasiosa, ridanciana, ironica e scherzosa. Oggi non sapete proprio dove dividervi, ma quello dove arriverete metterete il punto, insomma. Oggi con molto relax. Pesci, per voi è una luna divertente, proprio perché l'emotività si fa comunque curiosa. Oggi una caleidoscopia di persone nuove, interessanti, vi stupirà con delle curiosità nuove che incamererete anche per usarle come spunti per delle vostre idee, per dei vostri progetti. E detto questo, auguro a tutti un buon inizio settimana e buongiorno Sicilia. Buongiorno a te, grazie caro Marco. Luca, diamo ancora un'occhiata rapidamente ai giornali? Sì, un paio di curiosità d'Italia. Allora, partiamo dall'alto, da Venezia. Venezia si mobilita contro il matrimonio del miliardario Jeff Bezos. Cioè, si sono sposati tutti a Venezia, lo dicono, la fronda no Bezos prepara il piano, gli impediremo di arrivare in chiesa. Questa, cioè, è ad personam, perché dice l'articolo, si sono sposati tutti a Venezia, però non vogliono il miliardario sfruttatore, eccetera. Quindi questa è Venezia, diciamo, contro Bezos. Poi a Capri, questo mi è piaciuto il titolo, no? L'ordinanza antipetulanza. Cioè, una cosa giusta, te la spiego. I turisti non vanno importunati, dice il sindaco. Sai che ci sono tutti quelli che vanno là col volantino del ristorante, il viaggio, l'escursione, la cosa, eccetera. Dice bar, ristoranti e negozi troppo invadenti, la decisione del sindaco, paletti e sanzioni. E poi una notizia, tra poco ci saranno gli esami di maturità, diciamo, ansia per tutti i maturandi. Allora a Roma, al Mamiani, un liceo storico di Roma, cosa hanno fatto? Hanno fatto venire gli ischrittori per diciamo, far affrontare, cioè per mettere diciamo, gli studenti in tranquillità, in modo che possano affrontare senza paura la prova di maturità. È simpatica questa cosa. Grazie Luca, c'è un'ultima ora da Catania, un uomo è stato ferito con una coltellata nel corso di una lite scoppiata tra due passeggeri su un autobus della linea urbana della MTS, l'azienda dei trasporti. La vittima è stata medicata e giudicata guaribile per fortuna in 7 giorni. L'aggressore, che è uno straniero, è stato bloccato, portato via dagli agenti dalle volanti della questura, e la sua posizione è al vaglio della procura. Certo, a coltellate nell'autobus fa una certa impressione, non c'è che dire. Allora cambiamo tono per salutarci e vi lasciamo con un pezzo che ha fatto epoca, Un'estate italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini, l'Italia 90 del mondiale di Totò Schillaci. Buona giornata, a domani.